Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto di calciomercato. Batman napoletano, scusatemi, ho fatto più avanti con la sedia. In questo video andiamo a parlare del prepartita di Napoli-Fiorentina che si giocherà stasera alle 6. Sì, scusate, ma è giù. Sì, se questo video uscirà verso mezzogiorno, 11:30, mezzogiorno, però sinceramente mi ero dimenticato di registrarlo e lo sto registrando alle 10, quindi per farvi capire. Ma vabbè. Allora, vai giù. In questo video, perché è nuovo del canale, intanto abbiamo avuto una crescita assurda. Ieri sera siamo cresciuti di 4 iscritti in 2 ore, cioè una cosa assurda. Vabbè, in pratica, perché è nuovo nel canale, ehm, i miei prepartita funzionano che dico la probabile formazione, probabile risultato e vado ad analizzare un po' la partita che il Napoli andrà a fare. Vai giù, allora, partiamo subito dalla probabile formazione. Modulo 3, 4, 1, 2. Sì, ho cambiato modulo rispetto agli altri prepartita, cioè, perché negli altri prepartita facevo un 3, 4, 2, 1, però vedrete perché. Allora, porta Meret, difesa composta da Juan Jesus, Rachmani e Di Lorenzo. Poi centrocampo composto da McTominay, Lobotka, Spinazzola a sinistra e Politano a destra. Poi centrocampista offensivo, unico centrocampista offensivo, Vergara. Poi sotto punta metto giovane. Poi come punta centrale, come centravanti, metto Rasmus Højlund. Allora, giù, probabile risultato? Allora, una partita sì difficile, però il Napoli andrà a spuntare con un giovane all'esordio dal primo minuto e Politano su assist entrambi gli assist per Giovane e Politano saranno fatti da Vergara. Allora giù, partita ostica, partita molto tosta. Fiorentina che al momento 18esima e sappiamo che mo sta facendo schifo, però ovviamente con il Napoli tutte faranno bene, però c'è da dire anche che dall'anno scorso che noi vinciamo con la Fiorentina sia in casa che in trasferta per 3-1, quasi sempre 3-1. Se vi ricordate l'ultima partita in casa, se non sbaglio, con la Fiorentina abbiamo vinto 3-1. Poi la partita d'andata di quest'anno in trasferta abbiamo vinto 3-1 con la resorte di Olum, se vi ricordate. E poi vabbè, si vede questa partita. Poi, se non mi sbaglio, anche la partita di andata dell'anno scorso la vincimmo per 3-1 o 2-1, non mi ricordo, però una cosa del genere. Però giù, secondo me il Napoli, ora che è una partita a settimana, mo che deve, tra virgolette, tra campionato e Coppa, perché ci sta anche la Coppa Italia contro il Como in casa, bisogna fare bene, bisogna fare molto bene, perché mo non c'è la scusa, abbiamo 100.000 partite a settimana, non ce l'abbiamo più, ok? Tra l'altro non ne rimane una scusa. L'unica cosa che possiamo dire è che teniamo un sacco infortunata, teniamo 11, 12, anzi 14 infortunati, teniamo 7 riserve, contando portieri come si chiama? La primavera, se no senza portieri e primavera. Quante riserve abbiamo? 2, 3, 4? Non me lo so dire, veramente. Una cosa incredibile. Ma vabbè, però dobbiamo cercare di martellarli questi della Fiorentina, perché mo questi stanno un po' in crisi a livello
classifica, quindi dobbiamo cercare di vincere veramente. E oggi io vi saluto, vi ricordo che questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football e oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Ciao, oggi vi voglio bene.